A nord-est si vive a lungo. Secondo uno studio dell'Osservatorio Ricerca Salute, infatti, gli uomini possono sperare di vivere in media fino a 81 anni, le donne fin quasi a 86, un dato superiore a quasi tutte le regioni italiane. In questa speciale classifica Treviso è prima in Veneto, Padova quarta a poca distanza. Io so che nel Veneto si vive benissimo. Poi per lavoro giro 5 province, quindi sono anche a Treviso, si vive bene lì come a Vicenza, Padova, Verona. Dappertutto. Sinceramente non lo so, mi sembra strano con lo smog e tutto. Avremo una dieta più equilibrata. Tra i segreti dei veneti per raggiungere età impensabili fino a 20 anni fa, lo stile di vita sano, la prevenzione e un sistema sanitario che funziona, ma anche il titolo di studio. La laurea si misura in 5 anni di vita e c'è chi è scettico. È un dato buono. Per quelli che ce la fanno sicuramente sì, e quelli che non ce la fanno rideranno meno. Qual è il segreto secondo lei? Bisognerebbe capire come hanno fatto a stabilire che si vive fino a 82 anni, perché io sinceramente non ci credo. Se si è in buona salute senz'altro, anche di più, ma se no, no. A Treviso un po' di più, è la prima del Veneto, un po' più vecchi si diventa lì. Sì, a Treviso? Sì, come mai secondo lei? Sono contenta per i trevigiani, vuol dire che avete uno stile di vita abbastanza sano. Forse la compagnia, stare in compagnia, abbiamo questa idea di ritrovarci con gli amici e ci aiuta a vivere più rilassati, anche se mi sembra un po' difficile da credere, ecco. La politica invece quella non c'entra, ci vuole anche fortuna. Certamente non la tranquillità, certamente non la sana politica, probabilmente è una questione di fortuna.